Bentornati nel consueto appuntamento per commentare, diciamo, la partita, l'amichevole che è andata in onda poco fa, che c'è stata poco fa tra Cagliari e Modena. Allora, questa volta purtroppo non abbiamo le immagini perché chiunque abbia seguito la partita sa bene che è stata trasmessa in diretta TV al canale 73 se non sbaglio. Quindi non ho potuto acquisire le immagini per riproporvi gli highlights, quindi diciamo che ho segnato alla bene meglio le principali, eh, i principali episodi che sono avvenuti in questa partitaccia, diciamo partitaccia. Perché allora intanto sono riuscito a collegarmi con la partita solo al 16° minuto, perché qua c'è un vento tremendo e non si vedeva una cippa praticamente. Quindi diciamo che mi sono perso, perché poi l'ho letto dalla diretta testuale, mi sono perso la prima occasione di Piccoli al primo minuto con Gagno Gagno il portiere del Modena, che è riuscito a respingere il pallone. Quindi il Cagliari si è schierato nel primo tempo con Scuffetti in porta, con un classico 3-5-2 che ha tenuto praticamente per tutta la partita, che è il modulo 3-5-2. Scende in campo con Scuffetti in porta, Zappa, Vitesca e Obert centrali, Zortea braccetto di destra, Augello braccetto di sinistra e al centro del campo a dopo Marin De Iola, davanti Luvumbo e Piccoli. Allora, c'è da dire che questa difesa si è rivelata abbastanza ballerina, ma non questa difesa nel senso Zappa, Vitesca, Obert, questa difesa in generale. Poi ovviamente manca Jerry manca in questa partita è mancato Luperto, quindi diciamo che ha fatto un po' di necessità virtù Nicola, perché poi come vedremo anche al secondo tempo sta adattando terzini a fare i centrali, sta mettendo terzini a fare i braccetti della difesa a 3, che poi risultano essere parzialmente fuori ruolo. Il migliore in campo sicuramente nel primo tempo perlomeno sono stati Augello e Marin completo padrone del centrocampo. Sorpresa Vitesca, che ha fatto un'ottima partita nonostante una difesa abbastanza ballerina, si è reso partecipe di alcuni interventi molto molto buoni, secondo me guadagnandosi anche tranquillamente il ruolo di vice Mina. Eh, Poi gli schemi del Cagliari ormai stanno diventando quelli, cioè il cross dalla tre quarti, che in questa partita è stato proposto per 3-4 volte, è stato fatto 3 volte da Zortea, all'indirizzo ovviamente dell'Ariete lì davanti, che al primo tempo è stato Piccoli. Cagliari che ha tenuto comunque nella prima parte del primo tempo pressoché per tutto il primo tempo il pallino del gioco in mano. Ha avuto qualche amnesia difensiva, specialmente al 16° quando il Modena ha ciccato una rovesciata in area, rischiando di far veramente del male. Poi la solita cosa, il Cagliari attacca con tanti uomini, cerca la palla diretta dalla difesa verso gli attaccanti, anche il rasoterra a volte ha provato, però poi alla mezz'ora il Modena fa un tiro in porta e segna. Infatti in una palla contesa al limite dell'area su un po' un mezzo pasticcio diciamo della difesa, la palla arriva sui piedi di Ghiozzi, che dal limite dell'area fa un tiro che beffa Scuffet, perché esce uno di quei tiri classici a palombella. Quindi questa situazione qui, la prima cosa che ti viene da pensare è che la difesa balli, e in effetti balla, perché non era la prima occasione in cui il Modena riusciva con gli strappi a portarsi in zona gol. Il Cagliari poi reagisce immediatamente, perché su una bella apertura di Lappadula di Luvumbo sulla sinistra per Obert, proprio Obert guadagna il fondo, crossa, trova, pesca la testa di Piccoli, che segna il primo gol con la maglia del Cagliari e insacca l'1-1 semplicemente proprio un minuto dopo, al 32esimo. Sulle ripartenze il Cagliari soffre molto sulle ripartenze del Modena, perché la squadra di Bisoli è
ben messe in campo, e quando riesce a recuperare palla nella propria tre quarti o nella zona del centrocampo, riparte molto velocemente, il Cagliari si trova completamente scoperto, quindi che questa partita sia un campanello d'allarme importante per Nicola, che vada a intervenire su queste occasioni, anche perché che cosa succede al Cagliari quando attacca? Io ho fatto il disegnino, ma eviterei di farvelo vedere perché l'ho fatto veramente piccolo. Nella difesa 3 del Cagliari, quando attacca, sia Zappa sia Obert, i due braccetti, si spostano sulle fasce e avanzano oltre il cerchio del centrocampo, e mentre si abbassa uno dei tre centrocampisti, l'ho visto fare spesso sia a Marin che a Deiola. Si abbassano nella linea di difesa, quindi praticamente il Cagliari rimane con due soli giocatori come ultima linea di difesa. Quando infatti il Modena poi riesce a recuperare palla nella propria tre quarti o nella zona del centrocampo, mentre il Cagliari è in fase di impostazione, che ha fatto tra l'altro diversi errori in fase di impostazione con dei passaggi fatti con sufficienza, passaggi deboli, quindi non so, potrebbe essere un fattore mentale, come potrebbe essere anche comunque la pesantezza del ritiro, avere le gambe pesanti e non riuscire a imprimere la forza necessaria e non riuscire a dosare le forze per i passaggi. In ogni caso, la situazione della difesa va sicuramente migliorata, perché se il Cagliari dovesse scendere in campo con questa attitudine in campionato, sicuramente già alla prima con la Roma prendiamo un'imbarcata di quelle importanti. Infatti, come mi sono appuntato qui, se in avanti il Cagliari mostra grande qualità anche, in difesa, in fase di costruzione di gioco, a volte mostra un po' di insufficienza, anche perché poi in chiusura di primo tempo il Cagliari fa una bellissima azione offensiva che poi porta al palo colpito da Zortea dopo la deviazione del portiere Gagno. Per il secondo tempo invece ovviamente ci sono una bella girandoli di sostituzioni, il modulo rimane lo stesso, però la formazione vede Scufetti in porta, Hatzidakos, Vitesca e Obert, Zortea, Pratti, Marin, Macumbu, Augello e davanti la Padula e Pavoletti. Si ripropone il cross dalla tre quarti di Zortea, stavolta all'indirizzo di Pavoletti, non di Piccoli, che comunque Pavoletti riesce a incornare ma non riesce comunque a centrare la porta. Una bellissima azione invece che si vede sempre all'inizio, nei primi minuti del secondo tempo, è l'inserimento del centrocampista centrale, che in questo caso è Marin, mentre la palla è nei piedi di Macumbu sulla tre quarti di sinistra. Infatti Macumbu aspetta proprio che Marin prenda il centro dell'area di rigore, scodella una palla perfetta che Marin controlla e poi alza a scavalcare il portiere in uscita, palla che però poi finisce oltre la traversa. Poi ancora Macumbu, un'altra palla deliziosa, data stavolta d'esterno per la Padula, sempre in zona centro area, con la Padula che riesce a controllare la palla ma poi non riesce a liberarsi per tirare. Poi c'è una frazione di gioco in cui il Modena riesce a prendere il campo e riesce a portarsi puntualmente in avanti, addirittura per 2-3 minuti il Cagliari si è trovato chiuso in difesa dall'avanzata del Modena, tanto che arriva a un certo punto un fallo, un'entrata in scivolata inutile di Zortea sulla tre quarti del Cagliari, un'entrata in scivolata su un pallone che non avrebbe sicuramente raggiunto, che falcia un giocatore del Modena, infatti Zortea viene ammonito e non fallo inutile. Poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, proprio in questa frangente di gara dove il Modena stava attaccando anche con molta convinzione, sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Modena, Hatzidakos fa un fallo di mano al limite dell'area e quindi calcio di rigore per il Modena. Calcio di rigore per il Modena con Palumbo che va dal dischetto e realizza, spiazzando Scuffet, 2-1 per il Modena. Proprio subito dopo il gol del Modena entrano Azzi che rileva Augello, Veroli che rileva Obert, Jankto che rileva Marin e Felici che rileva Zortea. La formazione del Cagliari cambia leggermente, non il modulo ma l'attitudine, perché praticamente il 3-5-2
si trasforma, soprattutto poi successivamente con l'ingresso di Kingston di Mutandois a rilevare Vietesca circa 10 minuti dopo al cooling break, si trasforma in una strana versione di questo 3-5-2, perché gli esterni di centrocampo sono Felici e Kingston, con Yankto, Prati e Makumbu centrali e sempre la Padula e Pavoletti davanti, ma con la difesa che è composta da Hatzidakos e Veroli. In questa situazione qua Felici praticamente fa tutta la fascia, mentre Kingston si comporta molto di più come ala tornante, perché sta stabilmente nella zona offensiva, nel centrocampo del Modena, e rientra solo quando è necessario, e lo fa anche molto bene, anche perché se una volta entrato Kingston, il Modena è vero che va vicino al 3-1, un minuto dopo, siamo alla mezz'ora circa del secondo tempo, un minuto dopo Kingston riesce a lavorare bene un pallone che poi gli torna quando lui si è piazzato al limite dell'area di rigore, riesce a tirare, la palla finisce di poco al lato. Kingston, cioè fa impressione il fatto che Kingston sia ogni volta che entra l'uomo più pericoloso del Cagliari, ha certi strappi che veramente mettono in crisi i giocatori che si trovano a fronteggiarlo. Ha avuto almeno 3 strappi in cui ha trasformato l'azione da o un giro palla sterile o una azione difensiva, ha trasformato in un'occasione offensiva. Ha delle buone qualità questo Kingston, l'abbiamo visto anche comunque sia nell'ultima giornata dello scorso campionato con il gol segnato alla Fiorentina, sia nelle precedenti amichevoli, che comunque il ragazzo ha delle qualità e che potrebbe essere anche utile a questo punto all'arsenale di Davide Nicola per questo campionato. Fa specie che comunque Pavoletti, come avevo già detto nei commenti, rispondendo ai commenti sotto i punti sul mercato, Pavoletti sia molto più utile come uomo spogliatoio che in campo, nonostante abbia segnato il suo solito gol allo scadere, perché al 48esimo minuto, con il Cagliari ancora sotto di 2-1, su un'altra imbucata magica di Makumbu, che non so che cosa aveva oggi, però i palloni che metteva dentro l'area erano tutti deliziosi. Pavoletti riesce a girare di testa, ma un gol spettacolare di testa. Allora, tecnicamente un gol bellissimo di Pavoletti, perché è spalle alla porta e di testa la gira sul palo lontano, bellissimo. Però da quello che abbiamo visto nei movimenti in campo, quando la palla è a terra, o comunque nelle dinamiche di gioco palla a terra, Pavoletti è molto statico, è molto appesantito. Io adesso non voglio dire che Pavoletti è bollito e non debba giocare, però diciamo che il dubbio ti viene perché non sai se... Allora, gli dai ancora credito, perché non può darsi che comunque a un giocatore che inizia ad avere un'età un po' più avanzata, una preparazione stile Davide Nicola, possa comunque appesantirgli le gambe un po' di più rispetto magari a un ragazzino che ha energie da vendere e sicuramente fisiologicamente è molto più prestante. Però diciamo che un po' il dubbio te lo mette. La Padula, l'unica cosa che ha fatto è stata una bellissima girata in area, in cui si è girato in un fazzoletto nel vertice di sinistra dell'area piccola, si gira in un fazzoletto, letteralmente riesce a concludere, ma Gagno è bravo a respingere con i piedi. Al netto di quello che si è visto in questa partita, allora sì, ok, sicuramente Marin, padrone del centrocampo, se resta è un valore aggiunto, e se va via bisogna prendere qualcuno a centrocampo. È migliorato sensibilmente anche Yankto, l'ho visto un po' più al centro del gioco. Felici ha dato i suoi soliti strappi, ha fatto una progressione importante, però gli manca ancora la maturità per fare determinate cose. Quindi che cosa diciamo in conclusione su questa partita? In conclusione su questa partita c'è da dire che Nicola ha ancora, siamo al 3 agosto, il campionato inizia il 18, Nicola ha esattamente 15 giorni per mettere in piedi e per risistemare tutte le lacune che si sono viste in questa partita, anche perché
ok, l'abbiamo pareggiata, però abbiamo giocato contro una squadra di Serie B, contro una squadra che sappiamo ha fatto una preparazione molto molto intensa, tanto quanto quella di Davide Nicola, perché Bisoli fa una preparazione abbastanza intensa, quindi giocatori di qualità nel Modena ce ne sono sicuramente, però comunque una squadra di Serie B. Poi magari brucia il campionato il Modena, questo non lo sappiamo, però ci sono vari aspetti su cui il Cagliari deve lavorare, anche perché il Cagliari non deve guardare quello che fanno le altre squadre, ma quello che fa il Cagliari stesso. Quindi sicuramente serve io continuo a dire che serve un attaccante, perché quelli che abbiamo non sono abbastanza. Piccoli, La Padula, Luvumbo, Pavoletti e Mutandois. Secondo me manca ancora qualcosa, manca un altro manca proprio un altro tipo di attaccante. Non vi so ancora dire quale di preciso, perché ancora non ho visto bene. Voglio vedere il Cagliari almeno l'esordio contro la Roma, e poi magari anche la partita di Coppa Italia, prima di cercare di capire che cosa manca effettivamente a questo Cagliari, perché qualcosa manca, perché le qualità a centrocampo non mancano. Forse il centrocampo è la zona del campo più sicura in questo momento, più completa. Le zone dove manca un po' di qualità sono sia l'attacco che la difesa. Ora, in difesa manca Mina, lo diciamo all'infinito, manca Mina in questa partita, è mancato Luperto, quindi si può dire che prima di dire sì mi serve qualcun altro oppure no sto a posto, diciamo che bisogna vedere come cambierà la difesa del Cagliari con l'arrivo con il rientro di Yerry Mina. Per quanto riguarda l'attacco invece penso non serva aspettare, secondo me serve quel qualcosa in più che potrebbe portare proprio Gianluca Gaetano. Ora Gianluca Gaetano noi lo stiamo aspettando, la trattativa è semi bloccata perché il Napoli ne chiede 12, il Cagliari ne offre 8, però questo ne parliamo martedì al punto sul mercato. Quindi che dire, devo dire che sono rimasto almeno negli ultimi 20 minuti in cui il Modena c'è stato un largo tratto del secondo tempo in cui il Modena praticamente ha quasi dominato, e sinceramente mi è salita lo stesso sconforto di quando guardo le partite del Cagliari, che le guardo fino alla fine, sempre tutte, finché l'arbitro non fischia, però certe volte veramente ti sale quello sconforto, quella delusione, quando vedi i passaggi fatti un po' a cazzo di cane, per dirlo chiaramente, quei passaggini dati piano piano che puntualmente vengono intercettati dagli avversari. Porca puttana, mettici forza in quel passaggio, che non riesco, non sono mai riuscito a capire a che cosa è dovuto, perché molte squadre anche se magari qualitativamente non sono di alto livello, i passaggi li danno, cioè come diciamo qua, come si dice in sardo, Kungana. Invece certi palloni vengono proprio dati di Zinganiusu, senza voglia. Quindi, non saprei. I miei sentimenti dopo questa partita sono molto contrastanti. Il lato positivo, però, perché io, come ho detto, voglio cercare il lato positivo anche nelle peggiori situazioni. Il lato positivo è che Nicola ha ancora 15 giorni per lavorare su tante cose e su tutte le lacune che sono emerse in questa partita. Sicuramente. Quindi diciamo che anche psicologicamente il fatto di non riuscire a vincere questa partita può essere per il Cagliari un ottimo campanello d'allarme per dire: abbi l'umiltà di capire che devi lavorare ancora per arrivare al livello in cui devi essere, a cui devi assestarti per poter mantenere la categoria. Quindi diciamo che può essere un pareggio, per quanto sia stato brutto nel modo in cui è maturato. I lati positivi sono che comunque ti fai un bagno di umiltà. Uno, perché il 2-0 al Catanzaro poteva anche dire no, abbiamo giocato benissimo. A prescindere, anche se è una squadra di Serie B, quello che è. Poi ovviamente il pallone in campo, ricordiamoci che è sempre tondo, puoi anche giocare contro una squadra di interregionale e perdere. Basta guardare quello che è successo al Brasile a Italia 90, che era venuta a giocare una partita, aveva giocato un amichevole contro una rappresentativa umbra e aveva perso, per dire. Quindi a volte non vuol dire niente il tasso tecnico, però sicuramente è costruttiva, una sconfitta costruttiva che può sicuramente far
migliorare la gestione della squadra da parte sia dei giocatori, sia psicologicamente dei giocatori, sia a livello tattico da parte di Davide Nicola. Quindi io spero che questo sia, perché teoricamente l'oggetto, lo scopo di queste amichevoli è proprio quello. Quindi prendiamola per quello che è, una partita in cui sono emerse le lacune del Cagliari e su cui il Cagliari sicuramente dovrà lavorare. Quindi, detto questo, io mi fermo qua. Siamo al 3 agosto, prossimo video di Cagliari Calcio Story uscirà domani alle 2, domani domenica 4 agosto alle 2, quindi stagione 99-2000 con Tabarez e Olivieri, andate a vedervelo, state allerta, e se non te lo vuoi perdere e se magari rischi, se ti conosci e sai che te lo potresti dimenticare, puoi iscriverti e attivare la campanella, così ti arriva una notifica e non te lo perdi. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito, scrivetemi nei commenti le vostre impressioni sulla partita, ovviamente per chi l'ha vista, quindi niente, siamo fiduciosi, inteso come dobbiamo essere fiduciosi, quindi evitiamo di iniziare subito a mettere in croce il giocatore, l'allenatore, il presidente, perché non ha senso. Siamo amichevoli precampionato, non diamo il Cagliari per spacciato, facciamo lavorare sia l'allenatore sia i giocatori, facciamo lavorare anche la dirigenza e la presidenza, che possano portare a Cagliari magari Gaetano, che sicuramente è importante avere un giocatore del genere in questo momento, soprattutto dopo aver visto la partita di oggi. Quindi niente, scrivetemi nei commenti le vostre impressioni. Noi ci vediamo domani con Cagliari Calcio Story, martedì col punto sul mercato. Io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!